Obbligatorietà vaccinale contro il Covid per il personale sanitario, medici, infermieri e OS che lavorano a contatto con i pazienti nelle strutture pubbliche e private e quanto prevede la nuova bozza del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri. Ecco come il Veneto si prepara alla sua attuazione spiegandone il principio a cui si ispira il decreto stesso. E la tutela della salute pubblica, come ha detto il Presidente prima. Quindi la vaccinazione viene resa obbligatoria perché per questa malattia che attualmente ha il peso sanitario che conosciamo è molto importante che le persone vengano tutelate da chi li prende in cura. Nel Veneto la non adesione alla vaccinazione anti-Covid del personale sanitario conta 10.000 persone, di cui 1.167 medici. Si tratta, per essere esatti, non soltanto di personale cosiddetto Novax, ma anche di chi, per svariati motivi, non è riuscito a vaccinarsi e spesso per cause a lui non imputabili. Le liste stilate dalla regione con gli ordini di appartenenza vengono così spedite alle ULS che richiameranno all'obbligatorietà il personale da vaccinare. Quindi la Regione ha 10 giorni per preparare questi elenchi per mandarli alle aziende ULSS. Una volta che le hanno ricevute, le aziende ULSS entro 5 giorni devono mandare una nota, un avviso ai soggetti che non risultano adempienti alla vaccinazione e entro 3 giorni, dice il decreto, questi devono esprimere la propria posizione. Termini decorsi i quali, se non si adempie all'obbligo, scatta il demansionamento o peggio la sospensione anche della retribuzione. Provvedimento a tempo come il decreto ed esteso a tutto il 31 dicembre 2021 con l'estensione dell'emergenza sanitaria.